Iniziamo le lodi mattutine, solennità, assunzione della Beata Vergine Maria. Signore, apri le mie labbra. E la mia bocca proclami la tua lode. Oggi la Madre di Cristo è assunta in cielo. Lodiamo il Figlio, Signore del mondo. Oggi la Madre di Cristo è assunta in cielo. Lodiamo il Figlio, Signore del mondo. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Oggi la Madre di Cristo è assunta in cielo. Lodiamo il Figlio, Signore del mondo. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, su il mare egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Oggi la Madre di Cristo è assunta in cielo. Lodiamo il Figlio, Signore del mondo. Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Oggi la Madre di Cristo è assunta in cielo. Lodiamo il Figlio, Signore del mondo. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Oggi la Madre di Cristo è assunta in cielo. Lodiamo il Figlio, Signore del mondo. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Oggi la Madre di Cristo è assunta in cielo. Lodiamo il Figlio, Signore del mondo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi la Madre di Cristo è assunta in cielo. Lodiamo il Figlio, Signore del mondo. O donna gloriosa, alta sopra le stelle, tu nutri sul tuo seno il Dio che ti ha creato. La gioia che Eva ci tolse, ci rendi nel tuo Figlio e dischiudi il cammino verso il regno dei cieli. Sei la via della pace, sei la porta regale, ti acclamino le genti redente dal tuo Figlio. A Dio Padre sia lode, al Figlio e al Santo Spirito, che ti hanno adornata di una veste di grazia. Amen. Beata sei tu, Maria, da te è nato il Salvatore del mondo, ora splendi nella gloria di Dio. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto convito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne, tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beata sei tu, Maria, da te è nato il Salvatore del mondo, ora splendi nella gloria di Dio. Maria, entra nella luce del regno, con gioia benediciamo il Signore. Benedite, opere tutte del Signore, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli, il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore. Benedite piogge e rugiade, il Signore. Benedite o venti tutti, il Signore. Benedite fuoco e calore, il Signore. Benedite freddo e caldo, il Signore. Benedite rugiada e brina, il Signore. Benedite gelo e freddo, il Signore. Benedite ghiacci e nevi, il Signore. Benedite notti e giorni, il Signore. Benedite luce e tenebre, il Signore. Benedite folgori e nubi, il Signore. Benedica la terra, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline, il Signore. Benedite creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e fiumi, il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore. Benedica Israele, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite o servi del Signore, il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite pii e umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Azzaria e Misaele, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Maria, entra nella luce del regno. Con gioia benediciamo il Signore. Il Signore ha reso grande il tuo nome, la tua lode senza fine sulla bocca degli uomini. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro. Per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ha reso grande il tuo nome, la tua lode è senza fine sulla bocca degli uomini. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con un manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli. Oggi la Vergine Maria è accolta nei cieli. Oggi la Vergine Maria è accolta nei cieli. Trionfa per sempre con Cristo. È accolta nei cieli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Oggi la Vergine Maria è accolta nei cieli. Tutta splendore sei figlia di Sion, come l'aurora ti innalzi nel cielo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente,
nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. e tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. e dirigere i nostri passi sulla via della pace, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. tutta splendore sei, figlia di Sion, come l'aurora ti innalzi nel cielo. Celebriamo il nostro Salvatore che ha scelto di nascere da Maria, Vergine, e confidando nel suo amore per lei, preghiamo. Per Maria, piena di grazia, ascoltaci. Verbo eterno, che hai eletto Maria come arca incorruttibile della tua dimora, Liberaci dalla corruzione del peccato. Redentore nostro, che hai fatto di Maria il santuario degnissimo dello Spirito Santo, Trasformaci in tempio vivo del tuo Spirito. Re dei Re, che hai voluto esaltare Maria con la sua assunzione al cielo in anima e corpo. Fa che ci sentiamo fin d'ora cittadini della Gerusalemme celeste. Signore del cielo e della terra, che hai incoronato Maria Regina dell'universo e l'hai posta alla tua destra. Donaci di condividere con lei l'eredità dei tuoi santi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Nos cum prolepia. Benedicat Virgo Maria.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, amico dei poveri, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, sostegno dei piccoli, Christe eleison. Christe eleison. Signore, premio degli umili, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. E pace agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, fa che viviamo questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava 1/3 delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva:
Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Figlie di re, fra le tue predilette, alla tua destra sta la Regina in ori di Ofir. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Risplende la Regina, Signore. Il re è invaghito della tua bellezza e lui, il tuo Signore, rendigli omaggio. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Maria è assunta in cielo, esultano le schiere degli angeli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino sussultò di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore,
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha dispresso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Ora e sempre sia lodato. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Ha innalzato gli umili. Il cantico di lode che la giovane Maria eleva a Dio Onnipotente contiene grandi verità e ci fa conoscere in parte le qualità di questa fanciulla. È ancora una giovane ragazza di paese quando accoglie nel suo grembo il Figlio eterno di Dio e l'Onnipotente diventa figlio anche di Maria di Nazareth. Il Magnificat è un cantico contenuto nel primo capitolo del Vangelo di Luca, col quale Maria loda e ringrazia Dio perché si è benevolente, degnato di liberare il suo popolo. E questo cantico si è conosciuto anche come cantico di Maria e il nome deriva dalla prima parola della traduzione latina, Magnificat anima mea Dominum. Quando ha elevato questo ringraziamento, il Figlio di Dio si era già incarnato in lei e la Vergine Maria, con umiltà, riconosce l'infinita benignità di Dio, quando ha detto: grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Effettivamente in lei è avvenuto quanto non si ripeterà mai più nella storia ed è sorprendentemente consapevole dell'intervento di Dio in lei, scelta non come una semplice donna che doveva dare un corpo all'invisibile. È stata scelta per diventare la madre di Dio, quando ha detto: grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Chi è umile riconosce l'intervento di Dio nella sua vita. Ognuno di noi può ripetere le stesse parole perché veramente Dio compie grandi cose in ognuno di noi. Se non riusciamo a riconoscerle, è certamente un problema dovuto alla confusione o alla poca attenzione che viene dedicata alla vita spirituale. Molti credenti non hanno mai riflettuto sulla vicinanza di Gesù nei momenti di sofferenza, non attribuiscono a Lui i meriti per quanto si evolve positivamente. Non solo la stessa vita è un dono, tutto quello che ci dona di continuo è una sua benedizione. Allora noi dobbiamo ringraziarlo ogni giorno e ripetutamente, perché nel rendimento di grazia si manifesta la nostra riconoscenza verso un Padre che ci ama così come siamo e vuole sempre ricolmarci di doni. Forse conosciamo poco il Padre perché conosciamo poco Gesù, suo Figlio. Delle opere di Gesù possiamo capire come agisce anche il Padre. In comunione hanno l'identico spirito pur essendo persone distinte. Il pensiero è unico,
come unico è la volontà. Nessuna ispirazione che arriva da Dio è da attribuire alla volontà di una delle tre persone divine, perché la volontà è la stessa. La Madonna nella Magnifica ci insegna a ringraziare Dio per tutto quello che ci ha donato, per l'amore che ha per ognuno di noi. Questa solennità della sua assunzione al cielo in anima e corpo non solo rivela la sua condizione dopo aver lasciato questo mondo, indica a tutti noi che siamo chiamati ad imitare la vita della Vergine Maria per guadagnarci il cielo. La sua assunzione evidenzia in una creatura la vittoria di Dio sulla morte, una vittoria che ripeteranno anche quanti seguono il Vangelo. È un'assunzione che mostra l'importanza della presenza del corpo, del cuore e della mente. La Madonna era immacolata fin dal concepimento, ma nella vita si impegnò attimo dopo attimo per rimanere pienamente aderente al volere di Dio e per praticare le virtù, anche a causa delle persecuzioni che non mancarono a lei e alla sua famiglia. Noi dobbiamo focalizzare l'importanza della purezza di tutta la persona. È vero che si è fragile e si può ricorrere alla confessione dopo una caduta, ma accade spesso chi prega poco e non ha ancora il controllo della sua volontà. Non è sufficiente la preghiera per raggiungere la purezza. Infatti anche molti di quelli che pregano sono senza discernimento e non sanno cosa fare nella vita e dove orientarsi nei momenti più confusi. Molti cattolici che vanno a messa ogni giorno e recitano molte preghiere commettono sempre errori per mancanza di discernimento. Quindi non è solo la preghiera a dare la vera svolta nella vita e ad elevare verso la soprannaturale. È determinante la purificazione interiore ed esteriore. È un cammino fatto nella gioia e non nell'abbattimento, nel ringraziamento a Dio e non nel compiacenza personale. La purificazione costante e precisa ci permette di ricevere molte ispirazioni e c'è un solo modo per capire quando arriva da Dio o quando arrivano da Satana o dalla propria immaginazione. Chiediamo alla Vergine Maria di aiutarci nella purificazione dei sensi interni ed esterni, nel controllo delle immaginazioni e di trasmetterci la sua umiltà per riconoscere la nostra debolezza e saper reagire con umiltà quando la nostra mente divaga e sceglie la convenienza umana. Buona preghiera a tutti, sono lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, potente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi, Pilato, morì e fu sepolto.
terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Maria assunta al cielo in anima e corpo ci indica la metà del nostro pellegrinaggio terreno. Ella intercede per noi presso il Padre, che ha voluto glorificarla nel mondo così sublime. Affidiamo a Maria le nostre intenzioni. Madre della Speranza, intercedi per noi. Madre della Speranza, intercedi per noi. Perché la Chiesa contempli nella Vergine Maria, assunta alla gloria del cielo, il modello perfetto della vita spirituale e apostolica. La imiti nella fede, ne viva la carità, cammini nella speranza, preghiamo. Madre della Speranza, intercedi per noi. Perché Maria, Madre della Consolazione e porta dal cielo, assiste l'umanità che fra gioie e angosce, difficoltà e pericoli anela alla beata speranza che l'attende, preghiamo. Madre della Speranza, intercedi per noi. Perché la visione cristiana del corpo, quale tempio dello Spirito Santo destinato alla risurrezione, maturi nelle coscienze il rispetto per ogni persona creata a immagine di Dio per bellezza e armonia interiore, preghiamo. Madre della Speranza, intercedi per noi. Perché il ritmo frenetico delle nostre giornate non ci impedisca di aderire umilmente al volere del Signore, sull'esempio della Vergine, sempre intimamente unita al Figlio suo, preghiamo. Madre della Speranza, intercedi per noi. Esaudisci, o Padre, le nostre suppliche e fa che per l'intercessione della Beata Vergine Maria giungiamo alla gloria del tuo regno nella purezza del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sia tu, Signore, per questo pane, tutto
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode e per l'intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. E veramente è cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia e immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli, Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli, Santo, Santo, Santo. Veramente santo sei Dio Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi santi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazia, con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazia con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice di tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, rendimento di grazie a questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue di tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso coi tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, e tutti i santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Mario, l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che ha convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre nella tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. E Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati dal suo divino insegnamento, osiamo dire: Pater noster, Celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a male. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. Unico riferimento del mio andare, unica ragione tu, unico sostegno tu. Al centro del mio cuore ci sei solo tu. Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c'è un punto fermo e quella stella là. La stella polare fissa ed è la sola. La stella polare tu, la stella sicura tu, al centro del mio cuore ci sei solo tu. Tutto ruota attorno a te in funzione di te, e poi non importa il come, il dove, il se. Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, il significato allora sarai tu. Quello che farò sarà soltanto amore, unico sostegno tu, la stella polare tu. Al centro del mio cuore ci sei solo tu. Tutto ruota attorno a te in funzione di te, e poi non importa il come, il dove, il se. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. Unico riferimento del mio andare, unica ragione tu, unico sostegno tu. Al centro del mio cuore ci sei solo tu. Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c'è un punto fermo e quella stella là. La stella polare fissa ed è la sola. La stella polare tu, la stella sicura tu. Al centro del mio cuore ci sei solo tu. Tutto ruota attorno a te in funzione di te, e poi non importa il come, il dove, il se. Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, il significato
leggerà sulla brezza dell'alba, ti farà brillare come il sole, così nelle sue mani vivrai. Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia ti distrugge. Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai e ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila, ti reggerà sulla brezza dell'alba, ti farà brillare come il sole, così nelle sue mani vivrai. Non devi temere i terrori della notte, né freccia che vola di giorno. 1000 cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà. E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila, ti reggerà sulla brezza dell'alba, ti farà brillare come il sole, così nelle sue mani vivrai. Perché ai suoi angeli ha dato un comando di preservarti tutte le tue vie. Ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai. E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila, ti reggerà sulla brezza dell'alba, ti farà brillare come il sole, così nelle sue mani vivrai. E ti rialzerò, ti solleverò su ali d'aquila, ti reggerò sulla brezza dell'alba, ti farò brillare come il sole, così nelle sue mani vivrai. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. E fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti coi sacramenti della salvezza, fa che per l'intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine Maria, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per l'intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. E tutti voi che celebrate con fede la festa, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata e buona festa. Grazie. Salve
Vergine